È stato un weekend di code e disagi per gli automobilisti in transito da Agrigento, lunghe code, attese e lamentele sia fuori che dentro la città. Venerdì, sabato, domenica ed anche questa mattina all'insegna di chiusure e deviazioni a causa del raddoppio della 640 ed in particolare ad essere interdetto in entrambe le direzioni il tratto agrigentino che va dalla stazione di servizio Erg fino allo svincolo per Aragona Caldare. Un provvedimento necessario, comunica l'ANAS, per consentire l'ultimazione dell'innesto tra la nuova sede stradale e il tracciato preesistente alla rotatoria San Pietro. Tante le telefonate, anche di protesta, arrivate alla centrale operativa della Polizia Stradale, ma la statale 640 stamattina non doveva essere riaperta, hanno chiesto abbastanza seccate gli automobilisti. Si può sapere quando riaprirà? Almeno ci si organizza invece di vagare. Off limits anche il viadotto Petrusa, interdetto ormai da mesi e destinato ad essere abbattuto. Le condizioni strutturali sarebbero precarie, si dovrebbe provvedere alla sostituzione del ponte con una struttura prefabbricata, ma la creazione del nuovo cavalcavia non sarà comunque un'opera immediata. A disorientare gli automobilisti non solo la chiusura della strada degli scrittori, ma la saturazione del traffico della città letteralmente invasa dai turisti. Quello appena trascorso è stato il weekend che ha aperto il sipario sulla festa del mandorlo in fiore. Nonostante l'impegno dei pochi vigili presenti, traffico in tilt, turisti disorientati, città paralizzata per la chiusura del raddoppio e ieri anche a causa della mezza maratona. Tempi biblici per percorrere brevi tratti. Ed oltre ai lavori del raddoppio della 640, che resta comunque una vera e propria odissea per chi viene da Canicattì, non azzeccato è anche il timing di chiusura del posteggio pluripiano in centro città, con tutti i disagi che ne seguono per la mancanza di posti auto.